Allora, io purtroppo, salve a tutti, il primo tempo non l'ho visto perché ero fuori e quindi l'ho sentito per radio, poi ho visto il secondo tempo, quindi facciamo un'analisi. Ma c'è fondamentalmente poco da dire, è stata la partita che tutti ci aspettavamo e quindi bene aver mantenuto le aspettative di una squadra che doveva controllare il risultato, doveva fare gol, ma più per una questione psicologica perché i nostri attaccanti stanno affrontando un periodo negativo. E va bene così perché i gol sono arrivati, perché ci sono state occasioni da gol, perché c'è stato un possesso palla schiacciante, nonostante gli avversari sono entrati in campo con determinazione, anche un po' sfrontati nel primo tempo, perché dovevano farlo per avere una minima chance, era inutile mantenere il risultato. Il famoso gioco che io chiamo speculare, ma intendo speculativo fondamentalmente. Ma fondamentalmente vorrei porre l'accento su una cosa. Chi ha segnato? Ha segnato un ass, ha fatto un'ottima partita, tra l'altro l'assist è una perla, e ha segnato Verdi. Hanno segnato i due giocatori che hanno meno pressioni psicologiche. E questo non è un caso, secondo me, perché loro sono giocatori che hanno avuto meno occasioni di giocare, non c'è su di loro un'aspettativa esageratissima, se segnano è un surplus, se non segnano va bene. Chi è che ha fallito? Insigne per me ha giocato bene e secondo me la fascia di capitano gli dà una consapevolezza, una responsabilità in più. L'ho visto applaudire sul tentativo di un ass sul quale, se non sbaglio, Ancelotti gli ha fatto la cazziata. Quasi come, capito, il leader che incoraggia, piuttosto che dire ma la dovevi passare, cosa che Insigne faceva prima e che Mertens fa tanto adesso. Mertens ha un bisogno disperato del gol, che Insigne secondo me non ha, e si vede tantissimo, perché Mertens sta proprio soffrendo. Ha bisogno di segnare e soffre tantissimo il fatto che non stia segnando più, e idem Milik ha avuto un'altra occasione abbastanza clamorosa, e meno semplice di quello che sembrava dal vivo in diretta, perché la palla cambia direzione. Quello di Insigne sembra quasi un tiro più che un passaggio per Milik, è più diretto verso il portiere che non verso il centro. Ma avete visto la reazione, quanta rabbia per non essere... È proprio anche la sostituzione in se stessa è proprio per far segnare, per far sbloccare gli attaccanti. Io lo sapevo, li avrebbe messi tutti. Era la partita per far sbloccare gli attaccanti e non è successo. Ma, ripeto, finché ci sono le azioni da gol va tutto bene. Quindi, bene Ancelotti, bene le riserve, tra virgolette, e bene Diawara Zielinski, benissimo, bene, molto bene Diawara, e Zielinski non mi è dispiaciuto affatto da centrale, ottimo, ha i piedi, ha i due piedi per fare i cambi di gioco che piacciono ad Ancelotti. Poi c'ha lo strappo, quando entra Allan tu vedi l'interdizione vera, e mi piace tantissimo sottolineare anche l'ingresso di Allan con quella cazzima, anche quando non serviva, si è andato a prendere certi palloni proprio a dire tu non hai un gol della bandiera, non lo fai, te la tolgo la palla e ricominciamo. Molto bene, questo è l'atteggiamento che i giocatori del Napoli devono avere sempre. Lo avranno sicuramente in Europa League, speriamo lo abbiano anche in campionato, ma sempre questo deve essere l'atteggiamento. Il mio appello oggi è, ragazzi, 17.500, meglio di quanto uno potesse aspettarsi per una partita di mezza settimana serale, ma anche sui social, perché non tutti possono andare a San Paolo, non è solo una questione, io non ci posso dire sempre a San Paolo. Questi ragazzi i social li leggono. Se un giocatore come Milik legge in continuazione Isso non è buono, ha sbagliato una volta, Piontek è meglio, lui secondo me sta soffrendo tanto il paragone con Piontek, a cui sta andando tutto bene. Cerchiamo, questo è il mio appello ai tifosi, prendetelo come per buono, cerchiamo di incoraggiare, cerchiamo di dire non ti preoccupare, la prossima la fai, perché questi li leggono i social. Non sottovalutate il potere che ha l'impatto mediatico di un social network come Instagram o come Facebook, perché questi qua li leggono. All'epoca era solamente il voto sul giornale che poteva deprimere o esaltare un giocatore, oggi abbiamo tutti voce, YouTube, quindi cerchiamo di essere, è la nostra squadra, vogliamo che il Napoli vada meglio, sempre meglio, essere competitivo sempre di più. Non ci suicidiamo solo noi deprimendo i nostri stessi giocatori. Quando poi magari un domani verrà un altro attaccante, va bene. Ma ad oggi Milik è la nostra punta, è il nostro centroavanti. Cerchiamo di incoraggiarlo. Idem Mertens. Prima o poi si sbloccano, prima o poi il gol arriva, faranno quel fatto così. Io adoro quando lo fanno, quando mi ricordo Hamsik, lo fece anche la Lota, ma forse stava con la Juve, non mi ricordo, comunque è una Lota, non mi interessa. Quando devi scrollare, perché capita, vedi, questo è proprio l'esempio, capita a tutti, capita in tutte le stagioni, quel periodo di appannamento che magari, anche perché stai facendo un ottimo lavoro difensivo, il Napoli continua a non prendere gol e va bene, anche gli attaccanti arrivano magari meno lucidi, fanno più lavoro e quindi, arrivato al momento del tiro, sono meno lucidi. Cerchiamo di incoraggiarli, questa è l'unica cosa che devo dire. Poi per il resto, Bonucci, pateticissimo. Continuiamo ad andare avanti e speriamo in un sorteggio favorevole, perché le squadre che ci sono toste, sicuramente. C'è il Chelsea, c'è l'Arsenal, c'è il Valencia, c'è il Siviglia, e non è facile, voglio, non pensate che sarà una passeggiata. Speriamo in un prossimo sorteggio magari benevolo, comunque ce la giochiamo. È una questione pure di fortuna a un certo punto, magari, capito, una squadra
che sulla carta può vincere una competizione, acchiappa un sorteggio sbagliato, faccio un esempio, un'italiana forte che prende una spagnola forte troppo presto, è capace che esce subito. E servono dei miracoli. Basta che magari uno si butta a terra, fa finta di essersi fatto male, controlla e non succede niente, perché l'hai pigliato in culo. Un bacio da New York, Valero Fluido è tutto, e vado a suonare e statevi bene perché è importante, la salute è la prima cosa.